Questa bellissima signora che mi sta di fianco, sono molto orgoglioso, si chiama Letizia Battaglia e oggi riceve qui a Spilimbergo il premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2017 per la sua carriera di fotografa. Ma Letizia Battaglia non è solo una fotografa, no? Che cosa sei? Una donna, Oh. una donna, essenzialmente una persona, e poi sono bisnonna, Ecco. nonna, madre, e poi ho fatto tante cose. E la fotografia è una delle grandi cose della mia vita, Ma non è ne ho fatte tante di Hai grandi. fatto l'editrice, Vabbè. hai fatto la regista, Sì, ho hai lavorato fatto politica. Ho fatto politica, sono stata deputato della regione e poi ho lavorato tanto con i ricoverati dello psichiatrico di Palermo. Facevamo cinema, teatro, giocavamo con la palla e questa è stata una delle cose più belle della mia vita. Ecco, in questa vita la fotografia che ruolo ha ricoperto? Forse non del tutto un ruolo di letizia, cioè di felicità. No, allora comunque personalmente per me è stato proprio come un qualcosa che mi ha salvato da una catastrofe psichica, da uno scombinamento tra emozioni, disperazioni e cose varie. Con la macchina fotografica io ho fatto ordine nella mia vita, perché con la macchina fotografica riuscivo a vedere il mondo, a registrare quello che avveniva e a tenerlo per me. Poi le fotografie andavano sui giornali, ma se io però volevo dire cose contro la mafia, io fotografavo e quelle foto dicevano cose contro la mafia, o se volevo parlare della bellezza, quelle foto dicevano cose sulla bellezza. Senti, ma il mondo ti conosce come la fotografa della mafia. Quanto ti ha pesato questa Guarda, etichetta? queste sono le cose che fate voi brutti giornalisti, Lo so. che vi inventate tutte le favole, le cose. Fotografo della mafia. Uno una volta scrisse questa cosa, ma che vuol dire sono al servizio della mafia? Che vuol dire fotografo della mafia? Come il fotografo di matrimoni, il fotografo della mafia. Un genere è diventato. In genere, però sono rimasta l'unica cosiddetta, e comunque sia non mi piace perché io ho fotografato con molto più piacere altre cose, le donne, le bambine essenzialmente, Palermo, cioè l'anima di Palermo, quello che puoi chiamarsi l'anima di Palermo. Insomma, sei una fotografa della bellezza, vogliamo dire questo, no? No, sono una fotografa anche del dolore. Io l'ho raccontato il dolore perché il dolore lo sentivo, ma sento anche dentro di me la bellezza, per cui anche la bellezza l'ho raccontata. No, non sono una fotografa solo della bellezza, no. Ho raccontato il disagio, ho raccontato la povertà, la ricchezza sfrenata, insostenibile. E queste, le foto del dolore, quante cicatrici ti hanno lasciato dentro? Hai detto delle cose sulle tue fotografie che mi hanno ogni tanto sconcertato, che avresti voluto, alcune le avresti volute bruciare. No, io volevo bruciare tutto l'archivio che mi ricordava queste cose che erano avvenute, che non sono un ricordo della mia città, non so. Io ho la documentazione, ma tutta la mia città ha vissuto quelle tragedie, soltanto che io con la macchina fotografica me ne sono portata a casa, capito, quelle tragedie. Cioè io ci ho vissuto, io ora qui faccio una mostra a Spilimbergo che è bella, verde, meravigliosa, pure col castello, oggi ho mangiato nel castello e questo mi è piaciuto molto e io porto queste foto perché voglio anche raccontare che non siamo tutti mafiosi, che abbiamo sofferto e che abbiamo bisogno di aiuto, invece i governi non ci hanno aiutato per niente, anzi noi eravamo utili con questa sacca di voti a favore che la mafia gestiva e servivano ai governi italiani. Per cui una mafia che, io lo devo dire, una mafia che si poteva combattere 50 anni fa, 100 anni fa, non è stata combattuta e ora è molto più difficile combatterla. Senti, avere portato le tue foto qui in Friuli, essere premiata qui in Friuli,
che impressione ti fa? Guarda, potrei piangere, forse piangerò appena mi consegnano il premio. Non è proibito. Perché? No, io accetto di piangere. E succede che io viva in Sicilia con tanto rispetto e tanto amore e anche con qualche problema, perché se sono una fotografa vivo là e spesso vengo anche dimenticato. Cioè la Sicilia non mi ha mai premiato, cioè i grandi premi che oggi io ricevo dalla regione Friuli Venezia Giulia, la Sicilia non me l'ha dato. Nessun presidente di regione, nessuna legislatura mi ha mai dato un riconoscimento, non dico un premio, perché un riconoscimento non l'ho mai avuto. Qualche piccolo paese si è ricordato di me, questo è molto bene. Ma alla fine, questi anni di dolore che hai fotografato, che sono una parte della tua vita, sono riusciti a cambiare qualche cosa? Certo, le fotografie non sconfiggono, come non fanno finire le guerre, non sconfiggono nemmeno la mafia, No, però possono fare delle altre cose, no? No, forse la gente ha riconosciuto che in quella città c'erano persone come me, come Luca Orlando e come altri, tanti altri a Palermo che vogliono lottare, vogliono cambiare le cose. Ecco, loro lo sanno oggi che per esempio io non mi piegherei mai e neanche altri si piegherebbero mai a un diktat, a un vantaggio che la mafia dà. Per cui qualcosa è servito, ma le foto non lo so, forse più la mia persona che le foto. Comunque la gente è contenta che io in Sicilia, a Palermo, che io abbia fatto queste foto, che io abbia una certa fama, perché comunque ce l'ho. E questo è anche bello, è anche qualcosa di positivo che la gente lo riconosca, i giovani specialmente. Cioè i giovani mi amano come se avessi 16 anni, questo è bello, no? È bellissimo. Beh, tu hai amato molti giovani, anzi soprattutto le ragazze, no? Le tue fotografie. Però ho avuto pure qualche fidanzato, l'ho avuto. No, ma io però nelle fotografie non mi permetterei mai di... Ma permetti pure. Però voglio dire, nelle tue fotografie sono le donne, soprattutto le ragazze e le bambine a rappresentare la possibilità di un'altra vita, no? Il futuro. Lo sguardo serio, perché sempre le mie bambine hanno lo sguardo serio, perché io gli dico metti non ridere, che loro vorrebbero ridere, ma io dico no. E le bambine hanno questo sguardo profondo, dove c'è il sogno, la speranza, diventeranno le principesse. Cioè, lo sai come sono le bambine? Certo. Ecco, siamo così noi bambine. Noi bambini.